Allora, mister Cipriani, un rammarico sicuramente per un pareggio che è sfumato, questi 3 punti sono sfumati nel finale, il Vittorio Veneto porta a casa un punto per questo turno di Coppa, c'è ancora una partita, una giornata, non riguarda però il Vittorio Veneto. Eh sì, purtroppo anche oggi al primo errore che abbiamo fatto abbiamo subito questa rete a 5-10 minuti dalla fine, una rete che purtroppo ci condanna a livello di punti a uscire da questa coppa o comunque ci mette nelle condizioni di pensare solo e sperare su risultati altrui, ecco. Ci spiace, abbiamo fatto una partita importante, abbiamo mancato almeno 2 volte l'occasione per chiuderla e quest'anno è così, al minimo errore paghiamo. Vuoi inesperienza, vuoi che sono bravi gli avversari e siamo qui con rammarico a dare l'ennesimo risultato, chiamiamolo negativo. Poi se tu guardi quello che stai facendo, i progetti, l'età e tutto, allora dici vabbè, continuiamo. È rientrata Sovilla anche oggi in partita, quindi diciamo che hai avuto la rosa al completo finalmente dopo un lungo periodo dove mancavano tante. Sì, sì, adesso ho la fortuna di poter scegliere rispetto a tutto il girone di andata del campionato. Sicuramente Gaia è una ragazza che ha l'esperienza, si è vista in alcune giocate e non è ancora determinante perché allenarsi e non riuscire a giocare è normale che può creare questo limite dal punto di vista fisico, però una ragazza che sarebbe oro avere qua con noi anche il resto dell'anno. Tornando ancora alla partita, mister, nel finale la Bassanese rimane in 10 e il Vittorio Veneto non riesce a costruire quella palla, o meglio, l'ha costruita però non l'ha sfruttata, ecco. Sì, vuoi che gli ultimi 5 minuti sono sempre di fuoco, per cui saltano gli schemi, salta l'ordine, salta l'organizzazione da entrambe le parti. Noi paghiamo questo lancio lungo che ci ha colto un po' in contropiede, chiamiamolo così. È stata brava l'attaccante loro perché ha fatto ha tagliato la strada ai difensori e se n'è andata, insomma, per cui brava lei, brava lei.